Dai Max, lo lasciamo divertire, altri 30 secondi e termina. Devi imparare. E un grande applauso per imparare anch'io. Non scappare. Quanti anni hai? 9. 9 anni, da quanti anni hai più anni? Un anno. Però complimenti, è troppo bravo. Farai anche tu parte dei fanboys, ok? Prossimamente, l'anno prossimo ti iscriveremo, ok? Complimenti ancora, un applauso.
della serata e va direttamente alla finale nazionale di Mantova, Palaban 13 settembre. è la concorrente numero 10, Camilla Vianello. Eccola qui premiata da Antonella. Complimenti a Camilla Vianello, baci e foto di rito. Io ricordo che tutte le ragazze che questa sera hanno sfilato vinceranno un premio offerto da Beauty Star, per cui verranno premiate tutte. Tantissimi eventi qui a Kalispera, non è vero Massimo? Certamente, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per questa stupenda e riuscita serata, a partire dalle partecipanti, alla stupenda giuria che abbiamo qui e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa serata, e in particolar modo anche chi ha condotto in modo molto, diciamo, eclatante la nostra carissima qui Eleonora. Bene, procediamo con la premiazione. Ringrazio ancora tutti coloro che non ho nominato. Grazie Massimo, è sempre un onore presentare qui da te al Kalispera. Allora ricordiamo che sono due infatti. Seconde classificate in cominciamo quella del Veneto. È la concorrente numero 17, Marta Costa. Eccola qui. E anche lei va di diritto alla finale nazionale del 13 settembre con ospiti importanti come Max e Fighi d'India, Omar Fantini, il Milagro direttamente da Sanremo e tante altre sorprese. Io vi posso raccontare quello che mi è successo all'inizio della mia carriera. Appena arrivato a Roma mi mandano a fare un provino per il bello delle donne. Il casting era Pino Pellegrino. Io ho studiato una settimana per quel provino, dalla mattina alla sera. Io sono arrivato, sono entrato, molto timido, gli faccio ciao, buongiorno. Veneto? No, in realtà friulano. Ho detto guardi, ci sarà una persona che parla l'italiano corretto, grazie, arrivederci. Mi hanno cacciato. Ci sono rimasto talmente male che mi sono messo a studiare tutti i giorni, 8 ore al giorno. Mi sono ripresentato 6 mesi dopo e per un casting che era compagni di scuola dove c'era Scamarcio. Io ho rifatto il provino, stesse persone, e poi mi hanno preso con un italiano semicorretto. Quindi da questo voglio dire, magari stasera vi è andata male, impegnatevi, credeteci che prima o poi qualcosa arriva. I sogni si avverano.